Roberto Martinuzzi, titolare del bar La Terrazza di Codroipo, baciato dalla dea della fortuna. Proprio qui sono state acquistate 5 delle 90 quote che hanno sbancato il Super Enalotto per circa 370 milioni di euro, vendute appunto 5 quote per circa 20 milioni di euro. E quando l'ha saputo? L'ho saputo da alcuni messaggi su WhatsApp da amici, la serata dell'estrazione. Naturalmente all'inizio pensavo fosse uno scherzo, perché erano tutti provenienti da persone che conoscevo bene. Poi quando invece qualcuno mi ha mandato la fotografia della classifica ufficiale delle ricevitorie che avevano venduto più tagliandi in tutta Italia, ho capito che c'era sicuramente qualcosa da controllare. E ha cominciato a squillare il telefono, tra l'altro proprio del vostro giornale, che mi chiedeva la possibilità di fare una foto o chiedere se già sapevo, e ho controllato naturalmente e poi naturalmente sono rimasto contento, e dal giorno dopo è cominciata tutta questa aria di entusiasmo per quello che era successo. Adesso è caccia al vincitore o ai vincitori, si ha già qualche sospetto? Ma qui ci sono sia clienti di passaggio che clienti fissi, come ho già detto in altre occasioni in questi giorni. Il tagliando da 5 euro per una quota è, diciamo, la somma minima per partecipare a un sistema consentito dalla Sisal, ed è anche il tagliando che è più facilmente vendibile. Io ne faccio diversi, li scelgo perché penso che possono essere interessanti dal punto di vista del rapporto tra l'ipotetica vincita e il numero di vincitori, in questo caso 80, 90, 100 quote, in modo tale che potesse essere una vincita significativa per chi la agguantava, ma che non stravolgesse la vita come nell'ipotesi che qualcuno vincesse tutto l'intero importo da solo. Secondo me questo weekend ci sarà un po' di tranquillità, di qualcuno che si fa vedere ma non dice niente, di qualcuno che non si fa vedere, aspetta che si calmino le acque, anche perché ieri tutto il giorno c'erano qua giornalisti, TV, e c'era anche un po' di curiosi, e quindi magari uno non è venuto mentre normalmente arriva a bersi il caffè, a leggere il giornale, soprattutto il sabato e la domenica. Penso che con la prossima settimana, se qualcuno ha voglia di battere un colpo, lo batterà, altrimenti seguirà la sua strada di incassare per le vie dirette i soldi del tagliando a 90 giorni. Quindi è stato un sistema che ha realizzato lei? No, non l'ho realizzato io, sono dei sistemi che la Sisal o qualche rivenditore come me propone alla Sisal, la Sisal accetta di mettere le intere in quote sulla bacheca, o la parte che non è obbligata ad acquistare la rivendita che ha proposto la quota alla Sisal, il sistema alla Sisal, e noi rivenditori possiamo, in base a valutazioni che facciamo, appunto per numero di quote, per costo del tagliando, scegliere quali comprare.